339 6395 685. Va ora in onda Oltre la notizia. Buonasera dai giovani padani, puntata di Oltre la notizia snaturata nel suo essere, perché oggi manca Gabriele Luigi Abbiati, purtroppo, che ha avuto un imprevisto. Con me a condurre questa puntata, e spero che mi siano d'ausilio perché io non sono tanto prolisso come Gabriele, quindi dovete darmi una mano. Federica. Buonasera. E buonasera, Alessio Ruggeri. Ok, allora ricordiamo e partiamo da questo, così ci allacciamo subito alle notizie. Notizie che sai che oggi, adesso vedendo le scalette del buon Gabriele, capisco con che logica lui affronti il passaggio tra una notizia e l'altra. Faccio un passaggio in più io lo metto io, e ricordo mercoledì sera in via Jacopino da Tradate un incontro pubblico importante su sicurezza e immigrazione. Introduce Stefano Bolognini, poi farà da moderatore un giornalista. Avremo Tony Uobi, che è responsabile del Dipartimento Immigrazione e Sicurezza proprio della Lega Nord, Simona Bordonali, assessore sicurezza, protezione civile e immigrazione in Regione Lombardia, e l'onorevole Daniela Santanchè, deputata di Forza Italia, che ogni tanto mi fa la leghista, poi quando dice che le regioni andrebbero abolite mi scema il tutto. Convergete con me su questo? Sì, certamente. Ecco, bene, allora partiamo appunto sicurezza e immigrazione, e ci allacciamo agli orrori dell'ISIS. Ultimo appunto degli orrori: schiavi del sesso operate per ripristinare la verginità. Questo è un articolo di ieri, è una notizia AGI. L'ultimo orrore in ordine di tempo che giunge dal campo di ISIS è il racconto di una ragazza ridotto allo stato di schiava sessuale degli jihadisti, costretta a subire ben 20 interventi chirurgici di rudimentale ricostruzione dell'imene per ognuno degli altrettanti miliziani che l'hanno formalmente sposata per poi abusare appunto di lei. E quanto ha denunciato Zainab Bungura, inviata speciale dell'ONU per le violenze sessuali nelle zone di guerra. L'intervento in anestesia locale prevede di riparare l'apparato sessuale femminile usando normali punti di sutura riassorbibili. In questo modo, al primo rapporto sessuale dopo un intervento ricostruttivo, la membrana si rompe nuovamente causando perdite di sangue, al punto che simula la perdita della verginità. È quello che conta loro, perché loro si sposano con le vergini. Quindi sta poveretta è costretta è costretta al passaggio di perdita di verginità tutte le volte che sposa uno dei miliziani. Federica, tu che sei donna. La prima cosa che mi viene in mente è il grande silenzio di fronte a queste barbarità. Dove sono le femministe? Cioè, mi viene proprio dal cuore. Giustamente lottiamo per la parità dei diritti, per la parità, per essere rispettati come persone. Poi di fronte a questa ragazza e a tutte queste donne che vengono vendute, perché non dimentichiamo che per l'ISIS e per tutti questi jihadisti sono degli oggetti, cioè la donna non è una persona, è un oggetto che si compra per soddisfare dei desideri, dei piaceri, insomma, si compra perché serve a qualcosa. E non ci sono manifestazioni, non ci sono migliaia di persone in piazza, non ci sono donne che fanno qualcosa. Mi viene in mente in primis la nostra presidentessa, non so esattamente come voglia essere chiamata, della Camera, che butta via la carta intestata perché non c'è scritto il femminile, lotta per una A al posto di una E o di una O, e poi di fronte a queste cose fatte da queste persone, non mi viene da definirle tali, silenzio completo. Non abbiamo visto nemmeno le femmine. No, le femmine neanche, ma io soprattutto quelli dicevano se non ora quando, perché Berlusconi, per carità, di certo non condivido quello stile di vita, però non violentava nessuno, quanto risulta. Sì. Non facciamo l'avvocato del diavolo. No, ma per carità del cielo, come donna voglio dire, gradisco il rispetto, ma appunto. Dico, dove sono tutte queste donne del se non ora quando, pronte a stracciarsi le vesti di fronte a delle cose banali e stupide tante volte, e poi di fronte a queste donne che veramente subiscono
danni indicibili, perché io penso che una donna, anche sopravvivendo dopo aver subito questi trattamenti, non so come possa continuare a vivere, cioè può sopravvivere, potrà forse essere aiutata, ma come? Ma a livello psichico anche. A livello psichico non sarà più una persona, non potrà più essere serena, cioè non siamo più sereni magari per degli imprevisti che ci capitano nella vita quotidiana, che sono molto meno invasivi. Una cosa del genere, cioè non so come possa andare avanti. Direi che abbiamo già commentato abbastanza, andiamo avanti. Purtroppo un'altra brutta notizia, ecco. Arriva dall'India, sempre una ragazza, una quindicenne stuprata per mesi e bruciata viva. Questa è una notizia di ieri, una ragazzina indiana di 15 anni violentata per 8 mesi e ricattata dal suo aguzzino, è stata bruciata viva ieri, quindi sabato, una giornata di sabato, nella periferia est di New Delhi. Nuova Delhi anche, giusto? Per aver voluto resistere ad un nuovo stupro. Lo scrive oggi il quotidiano Times, Hindustan Times, dopo la denuncia dei genitori, precisando che 4 persone sono state arrestate. Mesi fa un vicino aveva violentato la giovane nel villaggio ed aveva cominciato a ricattarla con la minaccia di rendere pubblico un video della violenza. Quindi questa per 4-6 mesi è andata avanti a essere costretta sotto il ricatto di un video, cioè bruttissimo. Allora, abbiamo una telefonata, grazie mille. Pronti? Pronto? Ciao ragazzi, ciao a tutti, Padania Libera. Ciao. State dicendo delle verità sacrosante. Grazie. Cerchiamo sempre di fare il possibile. Sia per quanto riguarda l'Islam, sì, che per quanto riguarda l'India. Sì. Io ho molti anni più di voi, ho dei figli che hanno più o meno la vostra età, e quando andavo alle scuole medie nel programma c'era anche lo studio dell'India. Mi ricordo ancora una cosa che mi ha impressionato tantissimo in prima media, ero piccolissimo, che alle bambine indiane, alle ragazzine indiane, facevano in piedi in modo che camminassero in punta dei piedi. Pensate. Non lo so, se qualcuno vuole approfondire la cosa, le donne in India sono sempre state considerate una casta inferiore rispetto all'uomo. Lo so. Eppure l'Islam porta avanti cose del genere. È una vergogna. Le femministe, che io una volta ero comunista, vi dico la verità, ero di sinistra quando ero quindi giovane. Ancora comunista, 14, se non è più di sinistra ancora comunista, perché la sinistra di adesso non è comunista, quindi esatto, è rimasto comunista. Bravissimo, è dove volevo arrivare. Quando eravamo giovani noi, io sono del 62, quando eravamo giovani noi avevamo degli ideali che poi abbiamo visto che sono andati persi. Sì, infatti. Sì. E adesso quello che conta di più è l'identità. Io anche i primi tempi, forse quando non esisteva la Lega io ero già leghista, perché io nell'82 avevo 20 anni, sono del 62, e già ai mondiali facevo il tifo per il Brasile e non di questo schifo d'Italia, perché io mi consideravo milanese, lombardo, ma non italiano, perché non ci siamo mai riconosciuti in certe identità italiane che sono quelle della mafia. Lo diceva anche Ciao Adriano. Ragazzi, Padania Libera. Grazie mille, Padania Libera. Tanto il signore ha chiamato, ma io all'inizio della puntata non ho dato il numero per poter intervenire in diretta senza filtro. 02 66 20 35 29 è il numero per chiamare in diretta, mentre lo 02 66 234 234 è il numero per informarsi per il referendum, che è la campagna referendaria a cui siamo partiti settimana scorsa. Voi partecipate, nel senso, ai banchetti, quelle cose lì. Da qua a 2 mesi ci sarà un grosso lavoro, appunto, sabato e domenica. Allora, parliamo ancora di immigrati. Allora, migliore PD più 15%, ma non chiamiamola invasione, e se non è invasione questa va bene. Notizia Agi 7 maggio 2015, nessuna invasione di migranti dall'inizio dell'anno oggi, gli sbarchi sono cresciuti del 15% e se il trend venisse confermato a fine anno potremmo arrivare
a poco meno di 200.000 contro i 170.000 dell'anno scorso, già troppi. Lo ha sottolineato Gennaro Migliore, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sui migranti, al termine dell'audizione del prefetto Mario Morcone. Sono numeri importanti, dice, per le capacità di accoglienza del sistema, ma gestibili in un clima di collaborazione interistituzionale. Il problema è che alcune realtà territoriali non collaborano nella disponibilità dei posti, e dinieghi come quello della Valle d'Aosta non contribuiscono a risolvere la situazione. Continua Migliore. La nuova commissione conta di monitorare con attenzione il rispetto dei diritti umani di chi arriva e di aprire diversi filoni di indagine. Abbiamo già richiesto di atti di numerose inchieste in corso e già concluse, tra cui quella su Roma Capitale, con l'obiettivo di arrivare a delineare un quadro generale del sistema. Entro maggio, ha concluso Migliore, ci saranno anche le prime commissioni sul territorio, in Sicilia e in Calabria, per verificare le tantissime segnalazioni che riceviamo in tema di accoglienza e avviare un lavoro di approfondimento sui grandi cara. Allora, prima di commentare, diamo quest'altra piccola notizia, certo, visto che uniamo Sicilia e Calabria, parlava di Migliore. Reggio Calabria, nave tedesche traghettano 424 clandestini, cioè ce li portano qua loro. Non la leggo, è una notizia di Imola oggi di sabato 9 maggio, il titolo la dice tutta. Commentiamo questa uscita di Gennaro Migliore, presidente della commissione parlamentare. Ne approfitto, visto che ha parlato da Valle d'Aosta, di salutare gli amici valdostani che sono dati i voti questo weekend, e quindi salutare gli eletti come Lega Nord e i non eletti. Salutiamo anche, visto che è stato qua, voi non c'eravate ancora l'anno scorso quando io ho cominciato il cammino con Gabri ormai era già avviato da un bel pezzo. È venuto anche Ledo Moroni, che adesso abita in Valle d'Aosta, un nostro grande amico, uno dei nuovi giovani padani in Milano, adesso è trasferito là, anche lui ha provato a farsi eleggere. Comunque li salutiamo lui, sia lui che Zeu di Zoso, e commentiamo questa notizia. Esordisco dicendo che, come ha sottolineato bene Migliore, bisogna monitorare con attenzione il rispetto dei diritti umani di chi arriva, e proprio per questo mi dico che è sbagliato farli arrivare qua tutti, più che altro perché non abbiamo le possibilità né economiche né sociali, purtroppo in questo momento, di accoglierli tutti e farcene carico. Rischia di creare un sistema controproducente sia per noi che per loro alla fine. In effetti è questo. Guarda, io sono andato venerdì sera a un presidio in un piccolo paese, sono 1500 abitanti, è vicino a Sant'Angelo Lodigiano, nel Lodigiano, e la frazione di questo paese, che sono 3 case e un vecchio ostello chiuso, cioè una trattoria con 4 stanze, è stato riaperto per ospitare, dicevano 15, ma ben 36 profughi. Certo. È una cosa da matti, cioè, una cosa da matti che diciamo, un'impresa, un comprivato che aveva ormai chiuso i battenti se ne approfitti anche di queste cose, perché succede anche questo in Italia, purtroppo succede anche questo. Aveva chiuso i battenti, cioè va bene, ok, creiamo lavoro, ma non così, anche perché questo tra 6 mesi chiude ancora, quindi non è quella la svolta della sua vita. Però abbiamo questi 36 persone in questo edificio in mezzo alla campagna, passa un pullman ogni 2 o 3 ore, infatti li hanno già presi la mattina, che uscivano, andavano in giro per le campagne in cerca di un bar, che poi non so con che soldi, perché va bene va a andare al bar, però poi quelle che non hanno speso per i gatti. Allora, però questa è la realtà. A Milano noi la viviamo nei vari CE, la viviamo soprattutto in stazione centrale, sicuramente. Nelle periferie, comunque nei borghi della campagna lombarda, la vivono veramente questi paesini da 1.500, 2.000 persone, e si vedono arrivare 15-20 profughi, e veramente, a parte che il comune non sa neanche lui come poterli mantenere, ma è costretto dal prefetto, continuiamo a dirlo. Questo passa sopra la regione, passa sopra il comune, niente, te li manda lì e tu te li devi beccare e te li devi mantenere.
E poi ci troviamo situazioni all'interno dei comuni dove il comune stesso non può gestirle perché manca il solito, cioè mancano i soldi per andare avanti. Posso riallacciarmi, visto che abbiamo parlato di come sono state trattate le donne, il numero che mi colpiva della notizia delle navi tedesche che appunto hanno traghettato i 424 clandestini è che 74 sono donne e 10 minori, quindi 84. Quindi su 424 persone ci sono 84 donne e bambini. E poi ci dicono che sono tutte donne e bambini che fuggono dalla guerra. Non mi sembra, le donne e i bambini sono là a subire quello che abbiamo letto all'inizio. Esatto. Sì, e queste persone che vengono qua sono le stesse che là fanno queste cose? Chi mi dice che queste persone che vengono non siano le stesse? Credo il ministro Alfano. Allora sono tranquilla. O la signora citata prima. Allora adesso mi sento tranquilla. Però questi purtroppo saranno i nuovi voti del PD, i nuovi voti di quella sinistra che il signore diceva non è più la mia sinistra. E tornando sempre al PD, regionali, TAR Campania, ci spostiamo, stiamo salendo, Sicilia, Calabria, Campania, saliamo, ci sono le regionali in Campania, TAR Campania, il condannato De Luca è candidabile. La notizia la dice tutta, sabato 9 maggio, sempre Agi, per i giudici della seconda sanzione del TAR della Campania, Vincenzo De Luca è candidabile e non potrebbe in alcun modo fondatamente sostenersi, non è candidabile quindi però, che in quanto condannato con sentenza non definitiva versi in un'ipotesi di incandidabilità. Il ricorso presentato dai parlamentari del Movimento 5 Stelle si fondava sulla incandidabilità dell'ex sindaco di Salerno, in quanto condannato in primo grado per abuso di ufficio e quindi sospeso da qualsiasi carica pubblica. È la legge Severino, ricordiamo. Nelle motivazioni della sentenza il TAR sottolinea invece che presupposto per le cause di incandidabilità è costituito da provvedimento di natura definitiva, condanna definitiva. Invece lui non è, una sentenza non definitiva, quindi siamo in uno stato di diritto, quindi alcune persone sono innocenti fino all'ultimo grado di giudizio, alcune. Altre sono condannate prima del processo. Per i giudici del TAR la legge Severino stabilisce che le condanne, quando non sono definitive, costituiscono causa di semplice sospensione di diritto dalla carica. Saltiamo questo pezzo. Lo stesso vale per l'applicazione della predetta misura di prevenzione che avvenga con provvedimento non definitivo. La situazione di sospensione dalla carica, sostengono sempre i giudici, siccome legata ad un provvedimento non definitivo, è anch'essa intrinsecamente provvisoria, essendo destinata a far posto alla decadenza della carica stessa, qualora intervenga il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o divenga definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. Quindi alla fine della fiera è che arresonamo loro. Vabbè, però le persone possono scegliere chi votare in questo caso. Speriamo. Potrebbero dare, non so, votare qualcuno non già condannato. Spero che gli amici della Campania facciano giudizio. Speriamo. Meglio dei giudici in questo caso. Notizia ANSA molto importante. Qua adesso partiamo con una notizia a livello internazionale. Euro, cechi, polacchi e svedesi contro l'adozione della moneta unica. E finalmente qualcuno che ha aperto gli occhi, o comunque li ha sempre avuti aperti. Una fetta consistente degli europei che in futuro dovranno adottare la moneta unica non sono affatto ansiosi di entrare nell'eurozona. Anzi, i più contrari sono i cechi, seguiti dagli svedesi, i polacchi, mentre la maggioranza di rumeni, ungheresi, bulgari e croati sono invece a favore della nuova moneta. Tra l'altro la maggioranza dei contrari, 70, 66, 53%, è un valore molto incisivo, cioè il 70% vuol dire molto. Moneta, l'euro, l'altro giorno avevamo Siri, sei venuto tu? No, io sono arrivato tardi, che moneta, quella dell'euro, che sì, non si sa bene che come fine, siamo ridotti noi, che fine faccia, perché questa bolla chiamata euro sta per scoppiare, lo diceva Borghi, lo diceva Massimo Loderizzini sempre tramite questo microfono anni fa, lo dice Matteo Salvini, lo dice la Lega, lo dice noi con Salvini, e vediamo chi avrà ragione. Allora, dove siamo rimasti? Vabbè, ritorniamo sempre sulla... Allora, disegnare questo quadro, l'ultima indagine, stiamo parlando
dei cechi, polacchi e svedesi contro l'adozione dell'euro. A disegnare questo quadro è l'ultima indagine di Eurobarometro condotta dal 20 al 22 aprile nei 7 paesi UE che hanno ancora la propria valuta e non hanno una clausola di opt-out come Danimarca e Gran Bretagna. Secondo le indagini l'euro avrebbe effetti positivi per il proprio paese per oltre la metà degli intervistati in Romania, in Ungheria, in Bulgaria e in Polonia. Solo il 38% e il 26% per gli svedesi e la Repubblica Ceca, mentre per gli altri paesi qua invece la percentuale è inversamente proporzionale a quelle dette prima, diciamo. Allora, la convinzione più diffusa è che il proprio paese non sia ancora pronto ad adottare una moneta unica, 79%, sempre nella media, con una forchetta che vale dai 69 in Romania e 76 in Svezia. Fino più recalcitanti in assoluto, 86% in Polonia. Io vado a vivere in Polonia quasi. In tutti e 7 paesi comunque la stragrande maggioranza degli intervistati, l'81%, è convinta che sarà comunque capace di adattarsi in futuro all'euro come nuova moneta. Magari troveranno un altro euro, l'euro che abbiamo sempre pensato, l'euro che non hanno voluto mettere quando ci hanno imposto questo euro. Sì. Un euro con un cambio equo che non era quello che non è quello che poi è stato imposto. Sì. Beh, alla fine lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo il doppio, no? Cioè, sì, come io lavoro un giorno in più, 3 ore in più e guadagno qualcosa in meno, poi me lo spiegano. Certo. Bene, torniamo agli immigrati. Bologna. Questa è notizia Bologna Today, venerdì 8 maggio, sì, abbiamo ancora tempo. Immigrati urinano dove capita, anche nella fontana di Piazza dei Martiri. Bene, il 20 aprile la polizia ha fermato e denunciato 2 uomini per atti contrari alla pubblica decenza. Stavano urinando in pieno giorno nella fontana di Piazza dei Martiri. La volante è stata fermata da alcuni cittadini che segnalano l'accaduto. Finalmente qualcuno che segnala, se ne accorge, segnala subito. Qua la gente delinque e non c'è mai nessuno che vede. Adesso non è arrivata la polizia, cioè è arrivata la polizia perché qualcuno si è adoperato nel chiamarli. Nonostante la piazza e la vicina fermate dell'autobus affollate di persone, questi 2 stavano urinando. Si tratta di 2 marocchini, uno di 42 e l'altro di 39 anni. Alle 8 circa di giovedì 7 maggio la pattuglia dei carabinieri del servizio di controllo ha notato un giovane che stava urinando sul portone condominiale di un palazzo prossimo all'ingresso di locali pubblici. Bene, andiamo avanti a urinare dappertutto. Urina per tutti. Sì, più o meno. Guarda cose, che a me passando di fianco alla Galleria Vittorio Emanuele qua a Milano c'era una persona intenta a espletare i suoi bisogni. Ho anche guardato se c'era una pattuglia, perché ovviamente se ti metti a chiamare ora che qualcuno interviene credo che avrà anche finito. Notizie di... Cioè in galleria, di fianco alla galleria, cioè notizia centro di Milano. Di un mesetto e mezzo fa, ma notizia perché l'abbiamo vista, eravamo lì a fare il banchetto il sabato pomeriggio nel parco, quello adiacente a Via Pagano, quel parco dove vanno tutte le mamme e i bambini, cioè io sono andato là perché c'erano le mamme e i bambini e regalavamo anche i palloncini, è stata una cosa carina e a un certo punto ci giriamo, avevamo i bagni chimici a 200 metri e a 100 metri c'era questo non italiano, perché effettivamente non era italiano, e ha tirato giù i pantaloni e si è messo a urinare con bambini che passavano a destra e a sinistra. Cioè, sì. Un minuto. Anche nei parchetti, qualunque punto verde, mi è capitato di vedere uno che usciva da dei cespugli, ho detto Dio, in pieno pomeriggio, quindi... Davanti a chiunque. Sì, davanti a chiunque. Bene, manca un minuto, quindi passiamo ai saluti. Ricordiamo sempre l'incontro di mercoledì sera. Per chi magari ancora a casa volesse uscire, in via Modeo la sezione est incontra la Terzi e domani poni, però mercoledì l'appuntamento più importante a Milano è quello in via Jacopino da Tradate 9 alle 21 con Toni Uovi, Simona Bordonali e Daniela Santacché. Salutiamo la regia, salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato. Salutiamo Buonasera, Fede. grazie. Buona serata.